Buongiorno a tutti e ben trovati in collegamento dal canale YouTube della LND Veneto. Siamo qui a Bertinoro per la partita d'esordio della rappresentativa Veneto contro la Liguria. Abbiamo qui con noi mister Diego Visentini, allenatore della rappresentativa Veneto. Buongiorno mister. Buongiorno a tutti. Mister, torneo che inizia oggi, debutto contro la Liguria. Quali sono le tue sensazioni e come hai visto le ragazze in questi giorni? Allora, io ho buone sensazioni, nel senso perché ho visto le ragazze concentrate, le ragazze determinate, hanno dato tanto in questo periodo di selezione, sono arrivate fino a qui e penso che qualsiasi cosa accada venderemo cara alla pelle. Non conosciamo la Liguria e da un lato questo ci va anche bene, perché così partiamo concentrati su un obiettivo e cercheremo di dare il massimo per raggiungerlo. Non è la tua prima esperienza al torneo delle regioni, ci ricordiamo infatti che sei stato protagonista negli anni precedenti. Cosa ti porti dietro da quell'esperienza? Sì, questo è il mio quarto torneo delle regioni e ogni anno è un'esperienza diversa che ti arricchisce, perché comunque vai a confrontarti con altre realtà, altre regioni e altri anche modi di pensare, quindi è sempre un arricchimento, qualsiasi siano i risultati. Penso che sia un'esperienza che vale la pena di essere vissuta sempre. Qual è il punto forte di queste leonesse per questo TDR 2025? Il punto forte loro credo sia il carattere individuale e quello che poi hanno formato come gruppo soprattutto in questo ultimo periodo. In queste ultime settimane si sono molto unite e questo potrebbe essere un loro valore aggiunto. Quanto è importante quindi vestire questa maglia e questi colori della rappresentativa Veneto? È sempre un onore, è sempre importante e il Veneto ha una grande tradizione di futsal e quindi bisogna sempre cercare di mantenere gli standard alti per quanto sia possibile. Che messaggio vogliamo mandare a tutte le persone che ci seguiranno da casa per sostenere e sostenere anche i ragazzi? L'hai detto tu, penso che sia una cosa, è banale ma non lo è, cercate di dare forza a tutti i gruppi delle rappresentative, dagli under 15 all'under 19, perché ce n'è bisogno e perché appunto vogliono lottare per loro ma anche per chi è a casa che ci segue, insomma. Grazie mille mister e in bocca al lupo per la prima partita. Viva il lupo! Ciao a tutti! Grazie mille per averci seguito, vi ricordiamo che per rimanere sempre aggiornati su tutti i contenuti potete seguirci sulla pagina della LND Veneto, sul canale YouTube troverete le dirette in streaming di tutte le partite, dall'Under 15, l'Under 17, la femminile e l'Under 19, ci teniamo collegati e alla prossima, grazie mille.